Alta Cucina e Solidarietà finiscono nello stesso piatto a Rio Solidale, evento inserito nel programma della Festa del Radicchio di Rio San Martino, il cui ricavato è stato interamente devoluto a Telet. Per una sera oltre 30 chef veneti, suddivisi nelle squadre provinciali dell'Unione Cuochi Regionali, hanno lasciato le proprie cucine per mettersi in gioco gratuitamente, lavorando fianco a fianco con colleghi della propria provincia. Sono qua tutte le province, le 7 province del Veneto, per poter dare il massimo per quel che riguarda la valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, ma soprattutto essere solidali verso a chi ha magari un po' di bisogno. Ogni squadra ha realizzato un piatto, servito in 250 porzioni, per un totale di circa 1700 portate uscite dalle cucine, tutte rigorosamente a base di radicchio e prodotti tipici della tradizione. Il prodotto è già grande per conto suo, è già molto importante e poi l'abilità del cuoco, dei cuochi in questo caso, è quello di dare il valore aggiunto, di renderlo gradevole sia sotto l'aspetto visivo ma anche sotto l'aspetto gustativo poi. A ricevere il primo premio della competizione i cuochi della provincia di Venezia, ma la vittoria finale è quella della solidarietà e della festa. Una straordinaria partecipazione, tanta passione per il proprio lavoro, un grande spirito di squadra. La ricetta della Festa del Radicchio di Rio San Martino continua a funzionare e vanta un ingrediente unico ed insostituibile: la forza del volontariato. Non potevamo mancare a una manifestazione di questo tipo, una manifestazione comunque intrisa densa di uno degli aspetti più importanti per un'impresa come la nostra, che definisco un'impresa ad alto valore sociale, che è dato dal volontariato che contraddistingue manifestazioni di questo tipo. Per noi rappresenta il nostro dividendo, quindi noi raggiungiamo uno degli obiettivi delle nostre banche, che sono banche definiamole di territorio, di comunità. Tutti qui partecipano a questa festa, tutti danno la loro collaborazione e questa festa si prepara per lungo tempo, quindi arrivare qua tutti assieme veramente è un percorso fatto insieme ed è un percorso che dimostra come siano uniti nel paese di Rio San Martino.